Prima, costi della politica, un capitolo molto, come dire, sentito in questo momento, come penserebbe di intervenire? Ecco, i costi della politica, rispondo molto volentieri. Le dico due cose. La prima è una premessa. Io ritengo che la politica non possa essere la politica dell'aristocrazia, quindi noi dobbiamo sicuramente garantire che la politica in Italia sia fatta da tutti e da chiunque, senza che, come dire, vi siano preclusioni, il che vuol dire che non entro e non discuto il finanziamento pubblico ai partiti, ma pretendo che quel finanziamento non possa essere speso per acquisire immobili, non possa essere speso e non possa essere pagato a piedi lista. Quel finanziamento deve diventare in linea con paesi di livello occidentale come Francia e Germania, quindi fortemente ridimensionato anche rispetto all'oggi, d'accordo? Ma soprattutto deve essere garantito e certificato il costo della politica affidata appunto ai partiti. Noi lo facciamo già come Partito Democratico, voi sapete che siamo l'unico partito che certifica i propri bilanci, ma non basta. Dobbiamo anche identificare quali sono le spese alle quali si può attingere dai fondi pubblici. I fondi pubblici sono, per loro definizione, preziosi e quindi tutto quello che si spende deve essere adeguatamente motivato e giustificato e non può essere speso in maniera inopportuna e inappropriata.